Ma è vero che hai visto questo sbuffo di fumo nero, cioè No, no, c'era? assolutamente no, non c'era e è una trascrizione sbagliata dell'intervista che gli ha rubato al telefono e dove lui tra l'altro si sente, io che lo conosco, sento ben chiara la sua voce scossa mentre parla di questa cosa, era molto agitato e gli è venuto fuori un po' in dialetto, no ho visto fumo invece di non ho visto fumo, ci siamo persi la seconda N di non e nella ribattitura della sottotitolatura è venuto fuori ho visto fumo, tanto che poi oggi sono usciti sui giornali articoli che parlano di questo incendio che non c'è mai stato, o comunque se c'è stato lui non ha mai dichiarato di aver visto né fiamme né fumo. A parlare è il titolare dell'autista del bus che la sera dell'incidente era accanto a quello precipitato. L'autobus di colore scuro che si vede nelle immagini delle telecamere, quello fermo al semaforo. Su alcuni quotidiani è stato riportato che l'autista avrebbe dichiarato durante un'intervista telefonica trasmessa da una rete nazionale di aver visto del fumo prima che il mezzo guidato da Rizzotto precipitasse. Dichiarazioni però ampiamente smentite dal suo titolare. Il motivo in più per il quale non vuole affrontare l'intervista, mi dice, "Ecco, io l'unica cosa che ho detto è anche stata poi riportata male e che non vengano fuori soldi, dice adesso lì c'è un servizio giornalistico che dice il contrario di quello che ho dichiarato agli atti e non voglio che poi avere problemi che dico, io dico le stesse cose, poi da una parte vengono riportate male. Poi spiega. Si è visto sfilare l'autobus di fianco e poi cadere fuori dalla strada, cadere giù dal calcavia. Ha avvertito le autorità, poi da lì ha dovuto spostarsi perché aveva anche dei passeggeri a bordo, per cui non è il caso che rimanesse lì fermo in quel momento. Intanto stamane gli agenti della polizia locale di Venezia stavano effettuando nuovi rilievi lungo il cavalcavia, dopo quelli eseguiti ieri pomeriggio alla presenza del comandante Agostini, in cui è emerso che sono 27 i punti in cui il guardrail è stato toccato dalla carrozzeria del bus. A terra si leggono i numeri segnati con la vernice. È emerso anche che il mezzo nella caduta avrebbe colpito piegandolo il guardrail che ricominciava dopo l'interruzione e che una volta appoggiato sulla banchina questa avrebbe poi ceduto. Fondamentali nelle prossime ore saranno l'esito dell'autopsia sul corpo dell'autista e il contenuto delle scatole nere.